Questo è uno dei gioielli più belli, assieme a San Pietro di Feletto, è anche molto antico e segno di una grande storia di spiritualità dei cistercensi ai servi di Maria. Valeva proprio la pena di recuperarlo e di fare questo restauro, anche se è costato parecchi impegni, ma grazie al contributo consistente della Regione ce l'abbiamo fatta. È un centro di spiritualità grazie alla presenza dei servi di Maria, e questa foresteria, con l'utilizzo che ne verrà fatto, sarà un centro di turismo religioso, ma io mi auguro anche un centro di spiritualità e di riscoperta delle nostre tradizioni cristiane. È una bella soddisfazione, sì, è stata una soddisfazione annunciare ai concittadini il contributo da parte della Regione Veneto, che in pratica sono state le fondamenta sul quale poi si è riusciti a costruire questo progetto, ed oggi la soddisfazione è molto più grande perché siamo arrivati all'inaugurazione dopo 1 anno e mezzo solo di lavori, e questo ci fa veramente felici tutti quanti. Follina è sempre stata il crocevia di un turismo spirituale e culturale. Questa nuova foresteria porterà persone che vorranno vivere in modo semplice, a contatto con la spiritualità dell'abbazia, e questo ci farà veramente molto piacere. È la parte che si è conservata dell'impianto originale, dove i primi monaci alloggiavano e avevano tutte le loro singole celle. Questa struttura ha mantenuto quindi la sua identità di accoglienza, di residenza, è solo stata ammodernata, cioè è stata riletta, rivista con una visione diversa, una destinazione moderna, però ha mantenuto, almeno quello che noi ci auspichiamo, aveva mantenuto il sapore e la sobrietà un po' di quel tempo in qualche maniera, e quindi tutta una serie di elementi riconoscibili li abbiamo messi in evidenza, sempre però con un'attenzione alla semplicità, al minimalismo. È un restauro estremamente complesso perché quando si interviene su una struttura millenaria quasi, la sua stratificazione storica, ma anche dal punto di vista architettonico, deve essere riconosciuta e riconoscibile, e quando noi entriamo deve avere un grandissimo rispetto, nel rispetto però anche di mettere in evidenza e leggere quello che è stato il suo passato. Ad esempio qui abbiamo una porzione di una superficie affrescata del 400, dove è uno degli elementi che abbiamo trovato, riscoperto, messo in evidenza, ed è presente in tutta la struttura della foresteria. Nelle strutture di copertura, che purtroppo non è uno spazio visibile, i secoli si possono leggere. Il nostro intervento non è stato solo di consolidamento strutturale, ma anche di poter permettere anche alla persona profana la lettura del percorso dei tempi e della modifica delle strutture. Intervento complessivo di oltre 1.200.000 euro, di cui la Regione ha partecipato in modo importante, e riteniamo che questo progetto, questo intervento, che integra perfettamente un progetto più complessivo che è quello del Beato Tognolo Olivier di Santi, vada a supportare e a favorire quella che è una visitazione dei nostri territori, delle nostre eccellenze, dei nostri meravigliosi borghi come quello di Follina, attraverso la valorizzazione di percorsi culturali, spirituali, religiosi, e di cui l'abbazia e il chiostro così ristrutturato insieme alla foresteria rappresentano assolutamente un esempio meraviglioso, un'eccellenza. Ci hanno affidato un compito importante, ma credo vada nell'ottica del servizio, della responsabilità, ma soprattutto dello straordinario affetto per questa terra e per un esempio pregevolissimo di architettura, di storia religiosa del nostro territorio, che è l'abbazia di Follina. È chiaro che qui c'è un intervento di grande valore, di grande pregnanza, e come ho detto prima c'è una litania civile di tantissime persone del territorio che ci hanno creduto, hanno scommesso e hanno dato generosamente. Per noi adesso il compito è di custodire e di dare le linee per un'organizzazione che nelle prossime settimane potrà già mettersi nell'ottica di una ospitalità di gruppi di persone che cercano momenti, occasioni culturali, formative, spirituali, proprio perché a contatto con la bellezza e la spiritualità.